Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Welcome to the riot. Come on, surrender to the blinding lights. No one's gonna sleep tonight. Welcome to the riot. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. Blinding lights. Welcome to the riot. I'm the bangarang. I'm an angel, I'm a demon, I'm a psycho, for no reason. I'm a mover, I'm a teaser, I don't follow, I'm the leader. Let me hype you up, let me hype you up. I'ma let you get so hooked, I'ma leave you shook. Come on, light, surrender to the blinding light. No one's gonna sleep tonight. Welcome to the riot. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te caro Andrea, buonasera a te cara Natalia. Bangaranga, era Dara all'Eurovision 2026, canzone vincitrice. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1195 di oggi, lunedì 18 di maggio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa i Semivarin, videopillole e molto altro ancora. E adesso, signore e signori, cominciamo la nostra trasmissione con l'implacabile, come sempre, Pierluigi Magnaschi e il suo diritto e rovescio. Uno dei compiti più importanti che attende in Parlamento è la riforma della legge elettorale. Al di là delle dichiarazioni di facciata, è quasi impossibile che maggioranza e opposizione trovino un accordo, perché la finalità vera della riforma elettorale è cercare di trarre il maggior vantaggio possibile rispetto al testo in vigore. Una cosa però i partiti, se avessero a cuore il rispetto delle opinioni dei loro elettori, dovrebbe essere fatta, e consiste nella reintroduzione delle preferenze. In questo modo, infatti, si offrirebbe all'elettore il diritto non solo di votare per il partito che preferisce, ma dentro questo partito poter anche scegliere il candidato o la candidata che secondo lui lo rappresenta meglio. Adesso invece i candidati da eleggere in Parlamento li scelgono le segreterie nazionali dei partiti, che purtroppo molto difficilmente si lasceranno sfuggire questo loro straordinario potere. Con il sistema in vigore, infatti, l'elezione dei candidati dipende dalle segreterie nazionali dei partiti e non dagli elettori. Qui Parlamento. E rieccoci alle 18:20 e 44 secondi. Antonino Danna al microfono con voi, e con noi c'è niente po' di meno che l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, presidente della Commissione Affari UE. Buonasera onorevole, ben trovato.
Buonasera Antonino e buonasera ai vostri radioascoltatori. Allora, onorevole, oggi si è trattato di programma di lavoro della Commissione per il 2026 e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea quest'anno. Un anno non facile, onorevole. Un anno non facile, un anno di battaglia. Abbiamo portato in aula la relazione di tutto il lavoro fatto dalla 14ª Commissione e anche dalle altre commissioni per quel che riguarda le politiche europee, e diciamo subito che il giudizio verso Bruxelles, il giudizio che come Parlamento abbiamo dato verso Bruxelles, non è propriamente dei migliori. Abbiamo rilevato, abbiamo visto, abbiamo affermato, abbiamo ribadito che Bruxelles legifera troppo, legifera tanto, legifera su tutto, emette norme che non possono più essere modificate dagli Stati nazionali, emette norme che schiacciano la potestà legislativa degli Stati nazionali, ma anche che riducono il potere delle regioni, e per noi come Lega è qualcosa assolutamente di negativo. Abbiamo rilevato, abbiamo visto e abbiamo cercato di contrastare un turboambientalismo sempre più spinto, puntando invece noi come Lega, noi come maggioranza, noi come Italia sulla cosiddetta neutralità tecnologica, ovvero l'apertura a tutte le tecnologie, non l'ottusa chiusura dell'ideologia elettrico a tutti i costi. Abbiamo chiesto all'Europa e abbiamo dato all'Italia la linea in Europa, noi come Lega, sui temi della difesa, perché se parliamo di difesa europea prima di tutto dobbiamo parlare di fronte sud, quindi contrasto all'immigrazione clandestina, contrasto a possibili cellule terroristiche. Quello che è successo ieri a Modena ne è un tragico esempio, purtroppo. Abbiamo dato all'Italia quindi questa linea di guardare alla difesa, ma a 360 gradi, e ogni euro che viene investito in difesa deve servire prima di tutto a un uso civile di quello che si va a creare. Insomma, un'Europa ancora troppo burocratica, troppo distante dai cittadini, a cui noi come Italia diamo una ricetta diversa per andare verso un'altra Europa, di sicuro che lasci più spazio agli stati e alle regioni che la compongono. Senta, onorevole, so che in tanti le staranno ripetendo la solita solfa, quindi mi aggiungo pure io. C'è la benzina a 1,94 € al litro, che si fa? La benzina a 1,94 € al litro, intanto è giusto dire che se non fosse per questo governo, non fosse per l'azione di Matteo Salvini e della Lega, la benzina sarebbe ancora a 2,30 € al litro e sarebbe probabilmente arrivata, come in Germania, a 2,9 € o come in Austria a 3,10 € al litro. Quindi se non siamo arrivati a quei livelli è grazie al governo, grazie alla Lega e grazie a Matteo Salvini. Energia, grande tema dell'energia. È chiaro che da un lato siamo chiusi dalla guerra in Ucraina sulle importazioni di energia, di gas in particolare dalla Russia, dall'altra parte c'è la questione di Hormuz, e chiediamoci che cosa si può fare, cos'è l'unica cosa che si
può fare. L'Italia da sola può agire, tutto quello che riusciamo a fare lo stiamo facendo. Deve agire l'Europa, deve agire l'Europa, e l'Europa non può porsi a livello internazionale come un grande dinosauro super lento che chiede, implora le superpotenze del mondo di fare la pace con memorandum, documenti. L'Europa deve agire verso i propri Stati membri. L'unica cosa da fare in questo momento è sospendere il patto di stabilità. Questa è una crisi economica importante, come l'ultima crisi economica che abbiamo avuto, quella del 2020, dovuta dalla pandemia, e in quel caso si è sospeso il patto di stabilità. E tanto per intenderci, sembra un qualcosa di molto tecnico, magari qualcuno starà dicendo ma come parla questo, come parla difficile, che paroloni, che politichese. No signori, passiamo all'ABC della politica, qua è una roba terra. Sospendere il patto di stabilità vuol dire che gli stati possono investire e possono investire in politiche per dare fiato all'economia. Con il patto di stabilità non possono, sono vincolati dall'Europa. Non è alta politica, non è politichese, e fare i conti del mercato. Io non posso investire in quel settore lì semplicemente perché l'Europa mi dice no, tu non puoi perché c'è questo patto di stabilità. Io adesso ovviamente ho cercato di spiegarla in modo semplice dal punto di vista economico, stiamo parlando di macroeconomia, ma vuol dire dare fiato all'economia. Nell'ultima grande crisi è stata fatta questa scelta e noi chiediamo di andare in quella direzione, e tra l'altro c'era anche nella risoluzione che noi oggi abbiamo depositato, punto chiesto dalla Lega. Ecco appunto. Secondo lei Bruxelles si ridurrà a più miti consigli? Perché il ministro Giorgetti ha detto faremo da noi in ogni caso. Insomma, non mi sembra che si tirerà indietro. Io quello che vorrei che voi sapeste è che noi siamo assolutamente determinati, sia a livello parlamentare, a livello di Europarlamento, a livello governativo, ma soprattutto non siamo soli, perché vi sono altri governi, altri stati che lo chiedono insieme a noi, e anche dove vi sono governi di altra estrazione, democristiano, socialista, quindi PPE, PSE, vi sono altri partiti in tutta Europa che stanno chiedendo la sospensione del patto di stabilità. Con noi vi sono associazioni di categoria, vi sono sindacati in Italia e in tutta Europa, quindi quella della Lega non è una voce isolata e il dibattito è assolutamente aperto, e quindi quando il dibattito è aperto si può arrivare all'obiettivo, è assolutamente fattibile. Molto bene, onorevole. Io la ringrazio molto ancora una volta del suo tempo e al piacere di risentirci presto. Grazie, viva Radio Libertà, un abbraccio. Grazie, un caro saluto. Grazie. Sigla, pausa e poi torniamo con Noam Bettan, Michel 2026, a tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. מישל זוהר אילה, אני באפלה, איך השארת אותי בצל, כוכבת בלי תהילה, משוגעת גדולה, אני קם ונופל. Oh Michel, je ne sais plus quoi faire, tu étais ma lumière, Dieu je t'en supplie réveille-moi, j'ai plongé dans la noire, amène-moi de l'espoir et ma mademoiselle. Alors je danse avec les mots, tu me verras rire, rire à nouveau. T'es ma douleur, j'étais qu'un décor, j'ai crié. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle, je te laisse partir, mais je t'aime, la reine des problèmes. Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Walking down Florentino, ocean eyes, memories, I'm losing my mind. Angel bodies in hell, trapped in your carousel, round and round, under your spell. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle, je te laisse partir, mais je t'aime, la reine des problèmes. Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. ואולי בסוף יהיה לנו טוב, נתפלל עלייך שתזכי לאהוב, בין דמעה לדמעה יש מי שישמע, יש מי שישמע. Je te laisse partir, adieu ma belle. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie caro Andrea, alle 18, 34 minuti e 54 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo era Noam Bettan, Michel del 2026, seconda all'Eurovision Song Contest, signore e signori. Allora, nel frattempo questo nostro vasto orbe terracqueo continua a muoversi e con esso delle news. Intanto sapete che Israele ha abbordato le navi della flottiglia partite salpate dalla Turchia. Tajani in questo momento batte l'ansa, chiediamo il rilascio immediato dei 9 italiani della flottiglia. Ancora i subspecializzati, individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, il recupero sarà tentato tra domani e mercoledì, lo conferma il governo delle Maldive. Il recupero avverrà 2 alla volta. Dan Europe, operazione emotivamente intensa per i 3 sub finlandesi trovati nel terzo segmento della grotta. Il portavoce del presidente maldiviano
autorizzate all'immersione in 3. Ancora i media, l'Iran apre un lungo stop del programma nucleare, per gli USA è insufficiente. L'aggressione a Modena, Salim El Khudri all'università, scusate un attimo che mentre uno cerca di darvi le notizie parte la pubblicità e non ci interessa. Salim El Khudri all'università, voglio lavorare, brucio Gesù, in carcere ha chiesto la Bibbia. Salvini El Khudri su Facebook scriveva bastardi cristiani e inneggiava ad Allah. Un vicino di casa dell'assalitore, la religione non c'entra. La sentenza, schermitori assolti dall'accusa di violenza sessuale, l'atleta farò di tutto per avere giustizia. Ecco la prima enciclica di Leone, è stata firmata lunedì, quando è stato? Il 15, scusate, venerdì 15 di maggio, uscirà il 25 ed è sull'intelligenza artificiale. Magnifica Humanitas, la presenterà lo stesso Papa per la prima volta. Sciopero USB, disagi contenuti nei trasporti, il Codacons nelle principali città, servizi regolari o con poche riduzioni. Signore e signori, questo è quello che capita in questo momento sotto questo cielo. Un'altra occhiatina per la BBC, diamo un'occhiata all'emittente inglese, vediamo un poco che cosa salta fuori. Eccoci qua, si sta caricando la home page, eccola qui, almeno 100 morti in un'esplosione, in un attacco di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e 6 americani sono stati contagiati. Uno dei 6 americani sta mostrando i sintomi, secondo quanto scrivono i giornali. Una provincia nel Congo riferisce di 390 casi. Dobbiamo proprio stare tranquilli, devo dire. Prima la nave, ora l'Ebola in Africa, vabbè, andiamo bene. Diamo un'altra occhiata sempre alle agenzie. 4 email, scrive l'ANSA, 4 email mandate in poco più di un'ora il 27 aprile del 21 tra le 19:28 e le 20:38. Il mittente è Salim El Khudri, il destinatario è un indirizzo dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere, capito? E qua a Modena e non in culo al mondo, dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene. Poi dopo pochi minuti ancora fatemi lavorare. Nella terza email, bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Infine le scuse, mi dispiace per la maleducazione. Le email, come anticipato dal giornale, sono all'attenzione degli inquirenti. L'udienza di convalida inizialmente prevista per le 14 di oggi è stata rimandata alle 9:30 di domani. Nel corso dell'udienza davanti al GIP, l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come ha fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno, sono le parole che Salim El Khudri avrebbe detto in un colloquio in carcere col suo legale, l'avvocato Fausto Giannelli, riferendosi a quanto successo sabato, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso legale. Andavo più forte che potevo, ha detto anche, e quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda. Salim El Khudri, nel corso dei colloqui col suo avvocato, avrebbe chiesto sigarette ma anche una Bibbia e di poter parlare con un prete. Le richieste sono di una persona che non risulta battezzata ma che neppure frequentava la comunità islamica locale di Ravarino, diversamente dai suoi familiari. Il fermato per i fatti di Modena si trova in isolamento. Giannelli ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale e poi chiederà la perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto il legale dell'uomo. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale. Sembra rivivere per la prima volta la memoria di quando gli racconto quello che è successo sabato. È in una condizione di assoluta confusione, non sembra lucido, apatico in certi momenti, sorpreso quando si ricorda quello che è capitato. Assolutamente inconsapevole, ha detto. Io ne ho parlato con la collega Francesca Musacchio del Tempo. C'è una domanda che ci poniamo tutti. Ma non è che sta avvenendo il tempo dei lupi solitari?
State a sentire che cosa mi ha detto. Prego, ragazzi. Sì. E allora, questa sera è tornata a trovarci la nostra Francesca Musacchio che sul Tempo scrive di sicurezza, scrive di Islam, scrive di eventi come quello che nel weekend ha segnato la città di Modena, dove questo italiano di seconda generazione, tale El Kudri, Salim El Kudri, ha ben pensato di salire su una macchina, infilarsi nella via più trafficata del centro, mettere sotto 7 persone, una donna ha perso entrambe le gambe, già che ci siamo, è sceso dalla macchina dopo aver sfondato una vetrina e ha cominciato a cercare di accoltellare gente. Viene fuori che sui suoi social c'erano o Allah ti chiediamo pioggia benefica e buone azioni che ti piacciono, e ancora Allah Akbar, una società che vuole moralità e dignità, devi tagliare qualsiasi mano che ti disturba o che ti dà noia. Insomma, delle parole che farebbero felici l'Ayatollah Ali Khamenei di felice memoria, ma non mi sembrano intanto vaneggiamenti di un pazzo e non mi sembra che, diciamo così, non ci sia metodo in questa follia. Allora la domanda è, quello che è successo a Modena, ribadiamo, non sono emersi però dal cellulare elementi che lascino pensare a una radicalizzazione. L'imam, scrivono i giornali, locale, dice che non lo conosce. Lui però, Piantedosi ha detto no, è un gesto di uno squilibrato, è un gesto di uno che era schizofrenico e non è stato seguito a dovere. Allora, domanda numero 1, se non è stato seguito a dovere, perché non è accaduto questo? Perché questo poteva avere la patente e andare a fare strage in giro? Domanda numero 2, ma non è che niente, questo è stato un attentato, punto di domanda, perché è quello che si sta chiedendo tutta l'Italia, dopo quello che abbiamo visto in Germania e in altri paesi d'Europa. Cioè, è giunto anche da noi, Francesca, il tempo dei cani sciolti e dei lupi solitari? Allora, intanto buonasera a te Ben Antonino e buonasera trovata. ai tuoi ascoltatori, grazie di avermi invitato ancora una volta nel tuo spazio. Grazie a Allora, te. guarda, io non ho nessun problema a definirlo attentato. Per me è questo e secondo me è un attentato anche con una matrice molto chiara. Dopodiché, se vogliamo raccontare un'altra storia perché ci fa comodo, raccontarla, possiamo anche farlo, per carità di Dio, però stiamo raccontando una storia che non è aderente alla realtà. Gli elementi di radicalizzazione che non so se verranno trovati, non trovati, cioè non so se troveremo la pistola fumante, io non faccio le indagini, quindi ovviamente mi rimetto a chi, le fa e chi ovviamente è più, preparato di me in queste Certo. cose. Però, diciamo che così a naso io credo che ci siano tutti gli elementi per definirlo attentato. Intanto la modalità che ha scelto, macchina e poi coltello, sono delle modalità che ricalcano in modo molto, preciso lo schema che in tutti questi anni ha insanguinato l'Europa e non solo. E da dove arriva questo schema? Questo schema arriva dagli attentati, di matrice islamista, okay, jihadisti per intenderci, arriva da lì. Quindi, come dire, lo schema che, il terrorismo ha, diffuso e ha divulgato nel mondo intero è questo. Quindi il personaggio XY che per qualche motivo ha, dei problemi io non no, io non direi psichiatrici, che ha dei problemi con se stesso, con la sua rabbia, con dei problemi come ogni essere umano può averne, però poi a un certo punto per qualche motivo, che evidentemente, al momento sfugge, perché noi in realtà di fatto non abbiamo un movente in questo momento, perché lui nell'interrogatorio davanti a PM e procuratore non ha detto una parola, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi tutto quello che sta venendo fuori sta venendo fuori da qualcosa che non è lui, okay? Probabilmente oggi o forse in questi giorni ci sarà, l'udienza per la convalida del fermo e,
quindi avremo a disposizione qualcosa in più, però per il momento noi non abbiamo la sua motivazione, stiamo mettendo insieme degli elementi, ok? E questi elementi però ci portano verso un determinato una determinata analisi. Questo è un attentato. Possiamo discutere sulla matrice, ok? Possiamo aspettare, ma è un attentato che usa uno schema di matrice jihadista. Appunto. Dopodiché possiamo raccontarci quello che vogliamo. Lui evidentemente, forse non lo so, insomma, da quello che è emerso potrebbe essere, ricalca il profilo del lupo solitario, difficilissimi da individuare, l'incubo di tutte le intelligence, perché è un personaggio che, facciamo un esempio su di lui perché abbiamo lui, non frequenta la moschea, non diciamo manifesta a livello proprio così pubblico legami con ambienti estremisti. I social non ce li ha, li hanno chiusi, non ne ha riaperti altri. Perché gliel'hanno chiusi? Vedremo, ok? Ma insomma, mi pare che il profilo dell'attentatore c'è tutto di matrice jihadista, c'è. Poi ripeto, se non ci fa comodo dirlo perché così cade il mito dell'inviolabilità italiana, per carità, vogliamo seguire questa narrazione, possiamo anche seguirla, però è così. Il ministro Piantedosi ieri dice che non c'era un elemento di radicalizzazione. Oggi in un'intervista al giornale, non so se è andata anche sul cartaceo, ma sicuramente online, Sì, parla di certo. una mail, Sì. ok, esatto, di una mail dove lui parlava, diciamo, in modo con toni Di un po' coloriti. bastardi cristiani parlava. Esatto. Ah, ci serve altro? Non lo so, sicuramente io non sono un giudice, noi non siamo un tribunale per emettere una sentenza, però mettiamo insieme i pezzi, no? Proviamo a fare un collage, proviamo a costruire questo puzzle più che un collage per capire i pezzi messi insieme dove ci portano. Fino ad ora ci portano soltanto ad una conclusione, non ad un'altra. Quindi mi dispiace, come dire, che questo elemento sia sfuggito diciamo, ai controlli della sicurezza a tutti i livelli, però può succedere e quindi ovviamente assumiamoci anche la responsabilità di non averlo intercettato, ma ammettiamo quello che è. Il panico delle persone. E ragazzi, il panico delle persone è lo stesso è il panico delle stesse persone che aprono le braccia a una immigrazione anche incontrollata. Certo. Quindi ragazzi, il panico ce lo teniamo perché noi abbiamo voluto questo, ok? Non io e te personalmente, ma No, comunque il noi decisamente collettivo. no. Però il noi collettivo ci sta. Noi abbiamo voluto questo, quindi ora ci facciamo prendere dal panico e ce lo teniamo il panico. Perché anni e anni e anni e anni e anni di allarmi, di avvertimenti, di analisi, di valutazione, di proiezione nel medio-lungo periodo del fenomeno sul terrorismo islamico e tutte queste belle parole qua, quelle tavole rotonde, i convegni, tutto, e poi eccolo qua, basta poco. Quindi da qualche parte un problemino c'è, no? Che io non accetto di essere, diciamo, di far parte, di essere inserita diciamo, nella categoria di colleghi giornalisti o comunque di cittadini che rinnega l'evidenza di questo fatto. Fino a prova contraria, poi quando una sentenza è passata in giudicato mi dirà no, guarda, questo con l'estremismo islamico non c'entra proprio niente, è un fatto solo ed esclusivamente legato ai suoi disturbi psichici, benissimo, allora fino a quel momento non ci sto. Questa narrazione non voglio far parte di questa narrazione, ecco. Beh, è evidente che non ci sto nemmeno io, però senti, quanti ce ne possono essere là fuori di pazzi, tra virgolette, come sostengono quelli che non vogliono chiamarli col loro vero nome? Il problema è che non lo sappiamo. Il problema è che questo numero
non per fare allarmismo, per carità, No. ma il numero, cioè sarei poco seria se dicessi 2, 10, 20, 30. Non lo sappiamo, è proprio nella definizione di lupo solitario sta la chiave del mistero. Se è solitario, come dire, per definizione non fa parte di, o comunque non si espone a livello di gruppo, e quindi rientra, cioè è più difficile intercettarlo a 360 gradi. Certo. Quindi questo è l'incubo, i lupi solitari sono l'incubo di tutte le intelligence, ma ovviamente, giustamente, naturalmente, perché non lasciando tracce, vivendo una condizione totalmente solitaria e quindi a livello estremamente personale, poi magari lui avrà avuto qualche contatto, oppure semplicemente ciò che ha letto, visto, sentito sui social, in TV, sui giornali, lo ha in qualche modo indirizzato verso questa linea, okay, e concetti magari mai espressi a nessuno. Quindi il concetto di solitario è questo. Dopodiché, è impossibile fare un numero, potrebbero essercene X come niente, cioè, che poi naturalmente sono persone che percorrono i viali, i meandri oscuri della propria psiche, come ci sono nella psiche di ognuno, e arrivano da qualche parte dove è difficile, come dire, fare un'esplorazione, preventiva, oppure dire: "Sicuramente farà questo, sicuramente farà quell'altro". Ci sono degli schemi, ci sono degli archetipi che la psichiatria in qualche modo applica. Dopodiché, Dopodiché non il è film Minority Report con Tom Cruise sostanzialmente, sì, quindi sì, ma sì, lì siamo sì, nella quindi fantascienza. ma oddio, a volte la fantascienza, eh, Figlia. la fantasia supera, cioè la realtà supera di gran lunga a volte la fantasia, se poi di fantasia si può parlare, è molto complesso il tema, quindi la semplificazione, ragionare per categorie e semplificare ciò che è complicato, è un esercizio che non sempre è, così utile. La semplificazione spesso non aiuta. Comunque semplificare qualcosa che è complesso può a volte essere utile, ma a volte no. Certo. Senti, una cosa che, vorrei sottolineare è questa: è un italiano di seconda generazione. In pratica abbiamo bisogno di parlare 10 minuti con qualche amico dei servizi segreti francesi per cominciare a ragionare come loro, perché loro con le banlieue sono già alla terza generazione. Cioè, Certo. cosa possiamo imparare dall'esperienza francese a questo punto? Io direi niente, nel senso che non bisogna fare come hanno fatto loro negli Mh. anni, nei decenni, ma il problema, la Francia, e questo lo abbiamo sempre detto, il modello francese è un modello fallito di integrazione. Sì. È evidente, insomma. Quindi non dovremmo fare come loro, ma noi stiamo facendo esattamente come loro. Quindi il problema non è, ehm, come dire, avere un'immigrazione, il problema non è questo, il problema è il seguente: tu vivi come vuoi, io vivo come voglio, ma se vieni a casa mia devi rispettare le mie regole, okay? Sì. Se noi non siamo in grado di farle rispettare queste regole, il problema diventa nostro. Okay, perché loro continueranno a ragionare come sono abituati a ragionare a casa loro, okay, ma a casa tua intendo paese, fai come vuoi, ma se vieni qui devi rispettare le mie regole. Ma io sono veramente in grado di farti rispettare le mie regole? Perché questa è la grande domanda. Quindi la responsabilità io la do, ma fino a un certo punto, agli immigrati, perché loro arrivano qui e se si accorgono, valutano, vedono che comunque possono evidentemente agire come vogliono, lo fanno, perché non dovrebbero? Il problema è Certo. nostro.
Certo. No? Sono anni, decenni che si discute sulla regolamentazione delle moschee. A me, ma posso sbagliare, non risulta che sia stata approvata una legge in tal senso, no? No, Chiacchiere su ancora no. chiacchiere, quelle quante ne vuoi, ecco. Chiacchiere quante ne vogliamo, convegni, dibattiti, scontri politici, di tutto di più, ma poi una legge che regolamenta anche e soprattutto nell'interesse di chi frequenta le moschee non è venuta fuori, non riesce a venire fuori. Perché? Perché manca la volontà politica. E Infatti. questo è il problema, perché se la politica, ma di qualunque colore, di qualunque segno, io non ne faccio una questione partitica, non mi interessa, non è questo il punto. Però se la politica in senso globale avesse avuto la forza, l'interesse, la capacità, mettila come vuoi, di approvare una legge nel rispetto della così tanto decantata Costituzione italiana, probabilmente, non dico che avremmo risolto i problemi, perché non è la ricetta, la formula magica per risolvere i problemi, però probabilmente avremmo avuto un aiuto normativo che in qualche modo consentiva di muoversi in un ambito un po' diverso. E invece noi non abbiamo fatto tutto questo, non è stata fatta l'intesa tra lo Stato e l'Islam, con una serie di motivazioni che ci ripetiamo sempre nei convegni, nei dibattiti, negli articoli di giornale. Ho capito, ma visto che le motivazioni le conosciamo, abbiamo un'idea su come attuare? No? Infatti. Sappiamo quali sono i problemi. Come li vogliamo risolvere? A qualcuno gli è mai venuta un'idea su come risolverli? Io non sono un politico, quindi non spetta a me, tu non sei un politico, non spetta a te. Se noi deleghiamo la politica a risolvere i nostri problemi, diciamo a tutti i livelli, ragazzi, ingegnatevi per farlo. Io non ho scelto questa carriera, questo lavoro, e quindi mi rimetto a voi. Vi paghiamo per, no? Certo, per trovare A meno soluzione che ai problemi. a meno che su determinati concetti non ci sia, su determinati problemi, su determinate argomentazioni, su determinate dinamiche, non ci sia il partito unico come in Cina. E allora se c'è il partito unico, io che voto a fare? Ditemelo, perché a quel punto mi evito anche la fatica di pensare di andare al seggio a votare, perché a me pare che su certi argomenti ci sia veramente il partito unico. Decisamente. Senti, in tutto questo, diciamo così, questa è la prevenzione, poi c'è anche la cura. Matteo Salvini dice: togliamo il permesso di soggiorno, togliamo la cittadinanza. Torna il tema della remigrazione. Questa può essere una risposta a posteriori? Questa sì, sì e no, nel senso che i permessi di soggiorno, allora la cittadinanza intanto una volta conferita è problematico toglierla per Sì. gravissime motivazioni, ma per carità è un percorso lungo, tortuoso, ma che è previsto. Permessi di soggiorno ovviamente è più facile toglierli e non rinnovarli, non darli, eccetera. Dopodiché io credo che la formula migliore, ripeto ancora quello che ho detto prima, come sopra, probabilmente servirebbe una regolamentazione di determinate realtà, a prescindere dai permessi di soggiorno, dalle cittadinanze, eccetera, eccetera. Probabilmente servirebbe questo. Perché oggi l'Italia è un paese che non è proprio di manica larga sulla cittadinanza, okay, devi fare un percorso che io trovo sia giusto, okay? Dopodiché, i permessi di soggiorno e tutto il resto invece rientra in una dinamica diversa. Diverso è anche il concetto legato all'estremismo. Son delle cose diverse che andrebbero, affrontate in modo diverso. La prevenzione va bene, ma poi avremmo bisogno anche di norme che su determinati temi sono un po' più se vogliamo gestire il fenomeno, ripeto, una delle tante potrebbe essere una norma sulla regolamentazione delle moschee e via dicendo, ce ne potrebbero essere altre. Quindi sì, per carità, revochiamo tutti i permessi di soggiorno, con quale motivazione, ma insomma, lo facciamo.
Proviamo anche nei casi in cui vengono commessi reati molto gravi di un certo tipo, proviamo a capire se si può eventualmente revocare una cittadinanza, ma sono percorsi lunghi. Nel Certo. frattempo tu hai un problema in casa. Io darei, più diciamo poteri, e più azione alle forze dell'ordine, che non vuol dire usare la violenza, non vuol dire, fare cose strane, vuol dire avere più capacità di intervenire, di penetrare, più capacità di, intervento vero su determinate realtà. Questo Chiaro. potrebbe essere, le forze dell'ordine hanno dei limiti, non per loro scelta evidentemente, ma limiti normativi che fanno fatica a volte a superare, no, immagina se sabato qualcuno, non dico i cittadini normali, ma se qualcuno, un agente di polizia, un carabiniere si fosse trovato sul posto e avesse sparato a Poi questo tipo. sì. Capisci? Sarebbe già in croce col PD che dice che è Mh. un assassino, che siamo un Mh. paese razzista, che noi E io non dobbiamo sono abbracciarci, eccetera, eccetera. e io non sono favorevole all'uso delle armi. Io personalmente ho anche proprio una difficoltà fisica all'incontro con un'arma, quindi figuriamoci. Però, è come dire, questo è un esempio di alcuni limiti ehm che costringono le nostre forze dell'ordine in un recinto che, dal perimetro molto stretto, che comunque gli impedisce di fare determinate cose. E ripeto, non ho fatto l'esempio della pistola, dell'arma, un esempio, ovviamente, ehm, così, un po' esagerato, ma per far capire. Sì, è così, è così. Senti, ehm, si potrebbe cominciare a pensare anche a una limitazione, come ha fatto Trump in America, all'immigrazione dai paesi islamici? Certo, però incontrerebbe la rivolta, di tutto il mondo progressista e non solo, perché significherebbe discriminazione, no, Sì. questo è il limite che incontriamo. Ora, io, Cioè, vorrei c'è essere. una parte politica con gli occhi troppo impastoiati dall'ideologia, tu dici. Sì, c'è, ed è una parte che purtroppo, per l'altra parte, per fortuna per loro, incontra un consenso popolare. Perché io non so se questo episodio di Modena cambierà la percezione nella cittadinanza italiana, non lo so, non sono in grado di fare questo tipo di previsione. Però, noi abbiamo un contesto sociale che spesso sfugge, alle statistiche, che invece, ha una propensione verso questo tipo di accoglienza, non vede, non capisce, non interpreta, non vuole capire, ma semplicemente la vede in un altro modo, okay, ed è difficile, mh? Mh. Basta poco per essere accusati di razzismo, basta pochissimo. Basta dire una parola in più, no, o comunque una parola che non è politicamente corretta. E allora tu sei, accusato di essere razzista. Poi vabbè c'è anche fascista, eccetera, tutto il campionario come dire, di definizioni che arrivano da una certa parte politica che non è, semplicemente partitica, è proprio politica, ideologica, e tu vieni messo alla gogna, basta pochissimo. Ehm, ma c'è, e però, è la stessa parte che poi difende la flottiglia, le manifestazioni pro palle, eccetera, eccetera, eccetera. E per carità, ognuno la vede come vuole, non è questo il punto, ma davanti a, fatti di questo genere, no, era un pazzo. Hitler era sano di mente, vero? Era Come una no, perso certo. Era pure vegetariano e salutista, oltre che un discreto artista, Animalista, quindi che bella animalisti. personcina, direi. Hitler era tutto a posto, non Sì, sì, sì. abbiamo Il problemi. vicino di casa ideale proprio. Mh.
così come tanti altri, voglio dire. E allora, siccome la storia si ripropone, ai noi, continuamente, probabilmente dovremmo guardare alla storia con maggiore attenzione e, capire che è nell'essere umano, nella storia dell'essere umano, la riproposizione di determinati modelli, di determinati archetipi, che non sono cose che accadono una volta nella storia del mondo e poi non si ripetono più. Spesso si ripetono in modo inquietante, terribile, no, ma con una capacità di previsione che, diciamo può essere possibile se solo, si volesse, accettarla. E invece no. Già. Mh-mh. Francesca, ma adesso cosa si fa? Cioè, se tu fossi il ministro dell'interno, come prima misura, cosa faresti? Oddio, non dormirei giorno e notte, questo è sicuro. Avrei grandi problemi a riposare. Dopodiché io, farei, cioè proporrei, cercherei di, aumentare il controllo di determinate realtà, ammesso e non concesso che sui lupi solitari sia possibile farlo, perché questo è il grande problema arrivati a un certo punto. Tu puoi tranquillamente intercettare quello che sui social pubblica un post di un certo tipo, quello che frequenta ambienti estremisti, quello che in moschea viene in qualche modo appare come soggetto particolare, quello che parla in modo disinvolto davanti alle persone di questi li puoi beccare senza problemi, perché prima o poi ci arrivi. Infatti. Diversamente sul lupo solitario hai un problema incredibile, e ad andare ad analizzare tutte le situazioni di disagio che oggi, esistono a vari livelli è un'opera complicata. Ieri ho letto, diciamo, tra le varie dichiarazioni, ieri ho letto insomma, che i sistemi di prevenzione della salute mentale dovrebbero essere più attivi. Sono d'accordo, dopodiché però, siamo sicuri che questi riescono ad intercettare anche questo disagio? Perché non è che, lo psichiatra passa, cammina per strada e con una specie di radar magico che punta sulle persone riesce a capire se quello ha un disagio psicologico oppure no. Quindi è importante che queste persone arrivino in questi punti, ma non è sempre vero che possano arrivare, che vengono portate lì, che ci arrivano. È complicato intercettare il disagio che può portare a questo. E quindi siamo parecchio, non dico nei guai, ma abbiamo un problema, decisamente. E credo non ci sia altro da aggiungere. Grazie. Grazie a te, grazie a voi e buona serata. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Gli uccelli nell'aria perdono l'ali quando passa Nuvolari. Ah, ah, ah. Yeah, 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 yeah,
paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla biada, sui muri cocci di bottiglia ci sciolgono come bottiglia, tutta la polvere spazzata via. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire, come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari è bruno di colore, nuvolari alla maschera tagliente, nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 100 saette. C'è sempre un numero in più nel destino quando corre nuvolari. Quando passa nuvolari, ognuno sente il suo cuore vicino. In gara Verona e davanti a Bordino, con un tempo d'inferno, acqua grandi e vento, pericolo di uscire di strada, a ogni giro l'inferno, ma sbanda strisce schiacciato, lo raccolgono quasi spacciato. Ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19:13 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete appena ascoltato dall'album Automobili di Lucio Dalla del 1976 Nuvolari. Ebbene, il segno di Nuvolari abbiamo con noi l'immenso Alex Cereda e la nostra Giovanna Scaglione. Buonasera a entrambi. Ciao Antonino. Buonasera a tutti, un paragone eccessivo. al signor Antonino, a te Alex e a tutti quelli che ci ascoltano. Nuvolari è stato il più grande, uno dei più grandi piloti al mondo. Non mi permetterei neanche minimamente di accostarmi a un uomo del genere per levatura agonistica, come persona e come rappresentante di dello sport che noi tanto amiamo e che ha portato appunto Nuvolari ad essere conosciuto in tutto il mondo. Diciamo che mi posso avvicinare a livello di passione, ecco, da questo punto di vista sì, quindi accetto questa è una cosa molto importante. Il tuo complimento. Quindi grazie Antonino. La passione è quella che tiene vivo tutto. Certo, saluto anche i nostri radioascoltatori, che so essere tanti, perché hanno il benedetto vizio di chiamarmi o di mandarmi messaggi dopo la trasmissione.
Invano tenterò ancora di dire chiamate in trasmissione, Esatto. non so quale virus mi colpisca e mi mandano messaggi via mail con le domande da fare dopo, o magari nei messaggi di WhatsApp o quando li incontro per strada mi raccontano che hanno seguito la trasmissione, ma che chissà perché non vogliono intervenire in diretta. Ma credo che sia una cosa momentanea. In passato abbiamo avuto tanti amici che hanno chiamato da tutta Italia. Quindi io invito a telefonare, se magari gentilmente ricordi, Antonino, i nostri recapiti telefonici per poter... Sì, allora 340-670-9659 per i vostri WhatsApp, oppure 0292947222 per parlare con noi lo scopriremo tra poco, perché sapete che il nostro Alex, che nella vita è anche pilota con la sua Giulia degli anni 60. Per ora in pensione, per ora fermo da tempo. Però prima o poi riprenderemo, supereremo ecco, queste difficoltà. Ecco, non ha appeso il volante al chiodo, invece la nostra Giovanna Scaglione, per chi non ha seguito gli speciali che abbiamo fatto sul garage dell'Alfista, è figlia di Franco Scaglione, l'autore dell'auto più sexy della storia dell'umanità, oltre che la più bella, la 33 stradale nel lontano 1967, Alfa Romeo 33 stradale. Però noi la stiamo vedendo con delle fotografie che ha scattato il nostro Alex. Alex, di che cosa parliamo stasera? Allora, c'entrano comunque i motori inizialmente, perché mi trovavo in quel di Lodi dall'officina a Balduzzi, perché tengo lì alcuni miei particolari oggetti preziosi, motori, e quindi stiamo preparando un progetto per un'auto stradale che spero di portare avanti con un motore preparato e che varrà una trasmissione intera, se non due, per raccontare cosa è successo. Cioè, abbiamo ritrovato un motore preparato da suo papà dopo tanti anni e vorrei montarlo su una macchina da utilizzare in pista per track day, eccetera, ovviamente con la sponsorizzazione Balduzzi, perché è un motore che Santino Balduzzi fece 30 anni fa circa. Comunque di questo ne parleremo un'altra volta. In quei giorni avevo sempre promesso alla mia amica Giovanna Scaglione, che conosco da almeno 10, forse 15 anni, almeno 10 anni, 15 sicuramente tutti. via mail. Sì. E allora scendendo dico: guarda, stavolta mi fermo in provincia di Livorno, dove lei abita, e voglio venirti a trovare. Sia perché gliel'ho promesso da diverso tempo e quindi è sempre un piacere vedersi con Giovanna, sia perché comunque Giovanna mi aveva più volte invitato per una sorpresa che avrei tanto gradito. E la sorpresa è arrivata, è stata molto grande, mi sono molto emozionato, e vorrei che Giovanna, dalla sua viva voce, dalla nostra amica, di raccontare, ecco, almeno di accennare inizialmente cosa è successo. Prego. Qual è stata la tua idea, il tuo regalo? Ecco. Guarda, intanto è stato bellissimo rincontrarci, perché logicamente l'amicizia, anche se si vive lontani e non ci si può frequentare costantemente, ci sono 250 chilometri di distanza, io abito a Piombino, tu a Roma, quindi io non mi posso muovere, per cui tu hai i tuoi impegni. Poi siccome la mia salute è quella che è, ovvero sia oggi c'è, domani dipende da come gli gira il pallino, ho deciso una cosa: siccome di Alessandro mi fido come, permettimelo, se tu fossi un fratello, grazie, di farti dono di quello che mi era rimasto del mio babbo, ovvero sia la camicetta che il babbo aveva disegnato e fatto fare apposta per il matrimonio con la mia mamma, il vestito che mio padre aveva sempre disegnato e fatto fare apposta per la festa di fidanzamento della mamma, un
un disegno del viso di mia madre un po' stilizzato, però se si guarda bene si vede proprio il viso di mia madre, per chi l'ha conosciuta o per chi ha avuto l'occasione di vederla su internet, perché alcune foto ci sono, ed è una cosa che a me piace tantissimo, è molto bella e ha un significato molto particolare. Dopodiché ho detto ad Alessandro, ti do anche un quadro che mi è stato regalato da Gary Caberle quando alla Bertone hanno disegnato e poi messo in pratica e costruito la BAT 11. Dopodiché c'è anche un quadro che rappresenta le 3 BAT a Pebble Beach nel 1980, questo non me lo ricordo. Comunque è un quadro molto particolare perché è una fotografia, però è il negativo di questa fotografia e io lo trovo bellissimo. Allora mi sono detto, se a me prende un accidente, siccome io non ho parenti a cui poter affidare queste cose a cui io tengo in modo particolare, le voglio donare ad Alessandro, perché so che Alessandro ha un cuore grande e saprà tenerle, conservarle con tanto affetto. Poi, se capiterà, e spero che capiti, l'occasione di poterle esporre in alcune manifestazioni che Alessandro avrà occasione di poter organizzare o partecipare, sarebbe una cosa veramente molto bella. Però io adesso, scusatemi, non voglio essere piagnucolosa, ma ho l'anima in pace, perché perlomeno le cose a cui io tenevo di più sono in mano ad Alessandro. Questa è una cosa importante, avere tranquilla coscienza è la cosa più importante, anche perché qui stiamo parlando di qualcosa che vuol dire affidare al futuro un pezzo di arte, design, storia e cultura italiana. Lo diciamo per chi ci sta ascoltando che magari non è molto ferrato sulle vicende dell'Alfa Romeo. Le BAT sono 3 berlinette aerodinamiche tecniche, berlina aerodinamica tecnica, che vennero allestite, correggimi se sbaglio, Alex, alla fine degli anni 50 sulla base dell'Alfone 1009, ed erano delle automobili che erano state frutto di uno studio estremamente basato sull'aerodinamica, tant'è vero che sembrano veramente delle astronavi aliene che corrono su quattro ruote. La particolarità è che questo studio aerodinamico così attento è stato effettuato da Franco Scaglione e la prima BAT, quando si dovette esporre in Svizzera, siccome non era possibile trasportarla con un camion apposito, mi corregga se sbaglio Giovanna, suo padre si mise ai comandi stessi della macchina e la portò fino in Svizzera, è vero o no? Faccio una piccola correzione. Allora, la prima, la BAT 5, è stata esposta al Salone di Torino nel 1953 e lì non ci sono stati problemi. La BAT 7, quella con le ali più chiuse, quella color argento, siccome era stata finita proprio si può dire all'ultimo minuto, non c'era il tempo di poterla portare al Salone di Ginevra, perché questa volta sarebbe stata esposta al Salone di Ginevra con la bisarca. Allora Bertone e Babbo hanno deciso di portarla via strada. Non ti dico l'emozione di quelli che incrociavano questa specie di
a quell'epoca di UFO, perché si parla del 1954. E sembra un UFO, sembrano 3 UFO su ruote. Però Straordinario. considera, se tu hai occasione di poter far vedere le foto, una cosa e quell'altra, la BAT 9, pur essendo sempre uno studio aerodinamico, è più, diciamo, portata verso un eventuale che poi non si è riusciti a realizzare, un progetto di perlomeno poterla usare su strada proprio come macchina normale. Le altre due, pur essendo perfettamente funzionanti, e lo sono ancora adesso. Infatti. Che è una cosa da dire, caspita, delle macchine che sono state costruite a quell'epoca e che poi sono partite tutte e tre per l'America, comprate inizialmente da 3 personaggi diversi, e poi nel tempo c'è stata una holding giapponese che ha voluto riunirle, pagando, non ti dico che cifre astronomiche, perché logicamente oltretutto le BAT, essendo un modello unico, hanno un prezzo insomma molto più elevato di una macchina che anche se diciamo possono essere stati fatti pochi esemplari, ma il modello unico, il prototipo, è quello che costa sempre di più. Questa holding giapponese è riuscita a comprare la 5, la BAT 5 e la BAT 7, però giustamente voleva anche la BAT 9 per poterle avere tutte e 3, che a quell'epoca era di proprietà di Gary Caberlet, oltretutto un mio carissimo amico, anche se lui parla solo inglese, io parlo solo italiano, per cui cerchiamo di capirci. Alla Santissima Dio, scusate il termine, però è nata una splendida amicizia, e Gary non aveva nessuna intenzione di vendere la sua BAT 9, fin tanto che purtroppo gli hanno comunicato che la moglie era malata di cancro e gli restava poco da vivere. Tu sai che in America non c'è diciamo l'assistenza medica come da noi, così tra virgolette gratuita, o perlomeno a prezzi abbastanza ragionevoli. Lì o hai delle assicurazioni folli o se no crepi beatamente come se niente fosse. A quel punto Gary ha venduto la sua BAT 9 per curare la moglie. Quindi che storia incredibile. E quindi lui mi ha sempre detto: Giovanna, io devo ringraziare con tutto il cuore il disegno di tuo padre, il progetto di tuo padre e tutto, perché con i soldi che io ho potuto ricavare dalla vendita della BAT 9 ho potuto portare mia moglie nei migliori ospedali della zona, lui abita nel Michigan, della zona, farla curare, anche se poi purtroppo 2 anni dopo è morta. Però e lei, che si chiamava Debbie, di nome Debbie, gli ha fatto promettere che con i soldi che erano avanzati dalla vendita della BAT 9 avrebbe realizzato la BAT 11, quello che lui ha fatto venendo in Italia e facendola realizzare dallo studio della Bertone. E guarda, sono delle storie che, credimi, sono commoventi, veramente commoventi. Lui l'ha fatta realizzare, l'ha costruita, tu oltretutto
hai il quadro che è firmato Sì. da tutti Da gli tutti ingegneri che hanno hanno partecipato. progettato la macchina, c'è anche la firma di Gary Caberle, tutto Sì, quanto, sì, quindi non ti racconto delle storie perché le hai in mano te, per cui... No, ci mancherebbe altro. E lui via Ricordo via... anche... Dimmi. Scusami, continua, scusami. No, dicevo lui con questa BAT 11 via via ha partecipato a dei concorsi di eleganza, sempre negli Stati Uniti, per raccogliere fondi da destinare ai malati di cancro. Una storia straordinaria, vede come possiamo dirlo, l'energia, l'anima di Franco Scaglione, il suo genio è andato ben oltre ciò che è la mera passione automobilistica, sforando nel design, nell'avanguardia, nell'umanità, nell'aiutare persone. Certo, non è stato lui direttamente, ma gli oggetti che lui ha creato sono serviti anche a questi. Ricordiamo, per gli appassionati delle BAT o comunque per i curiosi, che Giovanna, correggimi se sbaglio, le 3 BAT sono state acquistate per circa 20 milioni di dollari. Dunque, se permetti faccio una piccola correzione, ovvero sia ultimamente è stata venduta da Sotheby, le 3 BAT sono state vendute da Sotheby, ma per 14 milioni di euro, che per 3 macchine a quei livelli lì, se vogliamo, possono essere anche pochi. Però chi le ha acquistate ha detto io le compro perché le considero delle opere d'arte e le devo completamente restaurare. Perché Sì, erano da restaurare, sì. Erano, diciamo, state trascurate perché erano finite poi nel museo Black Oak in California, che però insomma via via sì le metteva in mostra, però più tempo lo passavano ora dico un termine che non è esatto, nei depositi, nelle cantine, nelle rimesse dell'auto, nelle rimesse, per cui poco seguite, poco questo appassionato ha detto no, io le voglio comprare, però il prezzo deve essere un prezzo che mi permette di spendere poi tanti, ma tanti soldi per riportarle all'antico splendore. Sì. E adesso, se non mi ricordo male, sta terminando il restauro della BAT 7. E quindi il valore ovviamente allora, io vi chiedo 10 secondi di pausa, torniamo subito. Certo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19:34 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Giovanna Scaglione e Alex Cereda. Mi permetto di fare una nota a margine di questa conversazione. Qualcuno dirà, ma perché questa sera stiamo parlando delle BAT? Perché stiamo parlando di Franco Scaglione? Vedete, in questi giorni si sta parlando, questi sono i giorni dedicati tra l'altro in Italia alla promozione del Made in Italy. Più Made in Italy di questo, cioè l'automobile che diventa un prodotto di sartoria di uno dei più grandi designer italiani, mi pare che non ci sia altro da aggiungere. Alex. Uno dei più grandi designer di automobili al mondo, perdonami la mia correzione, al mondo. Vai, correggi. Al mondo. Noi italiani, e lo dico con orgoglio perché sono orgoglioso di essere italiano, orgoglioso non di quello che ho fatto perché non ho fatto nulla, ma dei miei connazionali che hanno portato e tenuto in alto l'orgoglio, la storia, l'innovazione
dell'Italia in tutto il mondo. Franco Scaglione, con cui, diciamo così, la mia curiosità è nata nel 1990, da una lettura di un libro, di una foto, di un'auto, dove si parlava del design in Franco Scaglione, e da una ricerca che io volevo capire che fine aveva fatto. Fino a quando, nei primi anni 90, 92 credo, forse 93, 91, 92, lessi un articolo su un'intervista di Franco Scaglione. E da lì cominciai... Scusa se ti Autocapital, interrompo. sì, lo ricordo benissimo. Su Autocapital del giugno del 1993, che Babbo ha fatto in tempo a leggere pochi giorni prima di morire. Quindi il legame, più che altro curioso inizialmente, di capire queste opere, perché sapete, negli anni 90 l'SS era una bellissima macchina, ma non aveva le quotazioni di oggi. E io mi chiedevo, quando lessi un libro, non ricordo se era l'automobile, di questa SS, e anche delle 33, che io avevo un modellino della pista Polistil. Invito gli appassionati di modelline di darmi conferma di questa cosa. C'erano dei modellini dell'Alfa 33 mi appassionavano sia la stradale che quella da corsa. Te lo posso confermare io perché ne ho avuta una. Ecco, quindi avevo queste automobiline, una SS, eccetera, e mi incuriosiva. E poi man mano da grande ho preso un po' di informazioni fino a quando 10-15 anni fa, grazie a internet, ho avuto modo di conoscere Giovanna. Ci tengo altresì a ringraziare Giovanna per la fiducia, per l'amicizia, per la stima. Queste sono... Perché te la meriti? Perché sei una ti persona ringrazio, speciale. sono commosso mentre lo ricordo, perché i valori di questi oggetti sono inestimabili, nel senso, io mi sento non solo possessore, ma questa è una cosa secondaria, non c'entra nulla, quanto custode. Ecco, esatto. Io sono il custode di questi oggetti e già da ora sto sollecitando il Club Cuore Sportivo, di cui faccio parte, che è un club che ha sede a Roma, ma che comunque chiunque in tutta Italia può seguire o iscriversi. Ho sollecitato anche l'amica Ombretta Balduzzi, un'altra donna straordinaria che ama l'Alfa Romeo come la nostra Giovanna, ma che gestisce con passione l'officina che fu di suo padre, uno dei più grandi preparatori Alfa Romeo in Italia, di creare dei raduni dove potrò esporre questi oggetti. E io invito pubblicamente chi ha un club o altro e voresse avere questi oggetti in esposizione, ovviamente mettendosi previo accordo, eccetera, perché vanno trasportati, sono molto delicati. Io sono disponibile a io e Giovanna, perché ovviamente non ho senza di lei non avrei l'autorizzazione di poterli esporre in maniera sicura. Quindi puoi tranquillamente portarli dove vuoi, perché ti ho detto, di te ho la massima fiducia. Ecco, io adesso sono un custode. Il mio impegno non è quello di tenermeli in casa, perché sarebbe ingiusto ed egoista. Ed è la mia volontà, cioè ovvero far conoscere Franco Scaglione prima ancora con queste due testimonianze che sono rimaste, cioè un vestito di fidanzamento che lui disegnò per la moglie, perché ricordiamo che il genio Franco Scaglione era un disegnatore di abiti di moda, quindi un uomo che con la femminilità, con la sensibilità c'è nato. È un vestito che è una camicia ricamata a mano all'uncinetto, credo, da alcune ricamatrici, credo, veneziane. Quindi sì, esatto. È un valore molto importante, che fu, diciamo, il dono di matrimonio di Scaglione alla propria moglie. Oltre a un famoso quadro che è stilizzato, ma è straordinario quel quadro. Bisogna vederlo dal vivo. Quando sarà esposto in questi raduni, invito chiunque, al di là degli altri oggetti, di venire a vedere quel quadro, perché dal vivo ha, come dire, una tridimensionalità straordinaria ed è un trade union, direbbero i francesi, tra il vero viso della mamma, che io ho visto in alcune fotografie, e il suo design. È un viso strano, stilizzato, cioè ha coniugato l'arte al realismo.
È un piccolo quadro, ma io quando l'ho visto a casa di Giovanna non riuscivo a parlare dell'emozione, non riuscivo a parlare. Quindi ringrazio Giovanna per una donazione unica, ma soprattutto per darmi questo incarico che io qui prometto pubblicamente di impegnarmi a portare avanti affinché il genio Franco Scaglione possa essere sempre ricordato. Soprattutto invito nei prossimi raduni, di cui anticiperemo, ne parleremo nella trasmissione Garage dell'Arfista, insieme alla nostra amica opinionista Giovanna, i raduni dove è possibile vedere dal vivo questi oggetti, oltre a una sorta di attrezzo, una specie di regolo che il Franco Scaglione utilizzava nei disegni, e aiutami Giovanna nella definizione, un libretto con dei calcoli specifici. È un libretto che, oddio, sai, io non mi parlare di matematica, perché per me già con calcoli matematici che tenendo diventa un sempre problema. E quello è un librettino che un praticamente formulario. quasi tutti gli ingegneri a quei tempi avevano in tasca, perché riportavano determinate, come ti posso dire, capacità di comprendere che cosa. Era un formulario tascabile. Scusa, sono Pronto? Scusami, mi hanno suonato perché stiamo letteralmente continui. sott'acqua, ci hanno allagato, vabbè, non importa, so nuotare, per cui non c'è problema. Dicevo, è un piccolo formulario. Stupida. Ti dicevo, è un librettino dove chi è diciamo capace e conosce bene l'aerodinamica, una cosa e quell'altra, andando a cercare determinati paragoni trova quello che cerca. Non mi chiedere come, perché io proprio non ci ho mai capito niente. Era un oggetto prestigioso, insieme al famoso poster che sto restaurando, perché purtroppo negli anni nel poster, possibilmente per la mancanza di aria, si erano formate delle macchie di muffa, e quindi ho incaricato una persona che comunque fa restauri sui quadri eccetera di toglierle, e sto dando nuova vita, oltre alla pulizia in generale, per metterlo su una cornice ancora più sicura e ben in vista, affinché il poster di Gari, con tutte le firme dei progettisti e con la dedica a Giovanna Scaglione, possa essere, insieme al quadro di tua madre e all'altro che raffigurava in negativo le 3 bat, possa essere esposto insieme ai 2 oggetti di moda. Io ne sarei felicissima. Mi dispiace che devi affrontare delle spese. Assolutamente no, per me non è assolutamente un problema. Il desiderio principe è quello di poterlo esporre, e io vorrei che, ripeto, ho sollecitato i 2 prossimi raduni con il Club Cuore Sportivo, spero di trovare una disponibilità, ma conoscendo Maurizio Solazzi, che è il responsabile, persona di straordinaria sensibilità, come tutti i suoi collaboratori, e l'Officina Balduzzi, che dovrebbe ricordare il papà con un raduno dedicato proprio al padre, ed esporre all'interno dell'officina, su particolari manichini, gli abiti, i quadri, questi oggetti appartenuti a Franco Scaglione, affinché l'energia che possono emanare questi oggetti sia percepita e si capisca la passione che aveva quest'uomo. Io, trasportando quegli oggetti, ero non felice, euforico perché avevo la storia, una parte della storia dell'automobilismo dentro la mia auto, e queste donazioni, al di là di tutto, diciamo il fatto che quella storia vabbè, è una cosa
che ha dei risvolti addirittura poetici in certe situazioni, che poi magari se ci sarà il tempo ne parleremo. Quindi ha ancora, secondo me, un valore più grande, ma un valore sentimentale, intendiamoci. Sì, ovvio. Ecco. Ma Antonino sarà presente alla io già ti invito fin d'ora e pretendo che ci sia alla Demo di Milano. Ho da consegnarti un regalo che mi ha dato la nostra amica Giovanna, che è una delle rarissime copie di un libro che ha dato Giovanna insieme a un suo amico, dove racconta la storia del suo babbo. Molto bene. bene. Autografato, l'ho conservato io, è la prima occasione che ci vediamo, te lo consegno, te lo spedirò, insomma, in qualche modo. Grazie. Allora, molto che ce l'abbia anche lei, Antonino, veramente, con tutto il cuore. Grazie, con molto piacere. Io intanto ne sono onorato. Secondariamente l'orologio purtroppo ci ha raggiunto, quindi dobbiamo chiudere. Però noi ci diamo appuntamento a sabato prossimo alle 9:40 più o meno di sabato prossimo, e avremo modo poi di raccontarci tutto il seguito di questa storia. A me ha fatto molto piacere però che lei, Giovanna... Magari abbiamo qualche novità sul raduno, quindi vediamoci, sentiamoci tutte e tre, io, te e Giovanna, e vediamo le novità in corso in questi giorni. Eccellente. Allora, Giovanna, grazie. Grazie a lei, Antonino. Grazie Prego. a te, Alessandro. Grazie a tutta la redazione e grazie a tutti gli ascoltatori che, se me lo permettete, li abbraccio con tutto il cuore. Molto volentieri. Noi chiudiamo qui, appuntamento domani 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con Franco Battiato, 5 anni senza di lui, La stagione dell'amore 1983. Grazie per essere stati con noi. Ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Giovanna Scaglione, Alex Cerede e Antonino Danna. Buonasera. La stagione del